persone si abituano a qualcosa di positivo, di comodo, di utile, facile, non tornano indietro, ok? Non è che poi adesso, quando passerà la pandemia, magicamente torneremo tutti indietro a non acquistare più online, a non fare più le prenotazioni online, ok? La gente si sta abituando che è comodo fare queste video call, diciamo, è comodo ordinare il panino su Glovo, su Just Eat, queste cose, è comodo prenotare la parrucchiera online. Fin qua tutto chiaro? C'è qualcosa che quando le persone si vogliono dire? Ok, perfetto. Allora, io partirei dal concetto che l'e-commerce è un mondo adesso un po' abusato, ok? Io vedo, immagino che anche voi, se aprite Facebook, se aprite Instagram, sarete bombardati di agenzie, freelance, guru, paraguru che vogliono vendervi l'e-commerce, chi vuole vendervi il posizionamento su Google, chi vuole vendervi le campagne su Facebook, ok? Chiunque adesso vuole vendervi il pacchetto fatto in mano, c'è chi ve lo vende a 200, chi a 100, chi ve lo dà gratis per 6 mesi, insomma immagino che anche per voi sia complicato perché insomma il vostro lavoro è altro, e anche per me che ci lavoro con queste robe in alcuni casi sono cose un po' complicate, quindi immagino che per voi non sia neanche semplicissimo, ecco, capire come digitalizzare l'attività. Io da questo punto di vista sono, diciamo, mi piace essere dalla vostra parte, essere un po' la vostra spalla, ok? Perché lavoro da tanti anni con le attività locali, prima con la ristorazione, poi appunto con Torniamo Presto ci siamo ampliati a tutte le attività locali e quindi noi abbiamo anche nel nostro gruppo Facebook, nella nostra attività, stiamo un po' seguendo la linea del fare le cose più semplici e pratiche possibili, perché sappiamo che questo non è il vostro lavoro e quindi cerchiamo di renderlo facile da digerire. Dicevo appunto, l'e-commerce è un mondo che può sembrare complicato, ma si può anche, come dire, affrontare in modo graduale, ok? Come dicevo prima, c'è chi vi vende l'e-commerce, la piattaforma, dammi 1.000 euro, ti metto sul sito con i tuoi prodotti, vendi subito online, ok? Quanti di voi adesso, per esempio, così vediamo di interagire un po', quanti di voi ad esempio hanno avuto proposte di questo tipo, l'e-commerce o la piattaforma o l'app o il sito, cose di questo tipo in questo periodo? No, io no. Tu no? Parecchi sì, parecchi propongono di fare qualcosa, sì. Da me sì. Da fare sito, telefonate, anche magari vengono in negozio che propongono proprio queste cose da fare online. Ok, ecco, io sono dell'idea che, io la ragiono sempre con questa filosofia, io cerco di fare anche nei progetti che lancio, negli e-commerce o in altri business online che lancio, cerco di fare il minimo possibile per ottenere dei risultati, ok? Non parto dalla piattaforma, dall'investire 10.000 euro, 15.000, 20.000 euro nella piattaforma per poi sperare che la cosa funzioni, ok? Perché e-commerce non vuol dire mettere su un sito, metterci 10, 20, 100, 100.000 prodotti e poi sperare che la gente faccia click e acquisti, ok? Questo non è e-commerce. E-commerce è una roba un po' più complicata, però si può in qualche modo semplificare la cosa. Nel senso, se sono un negozio se sono un negozio di biancheria, ok? Oppure sono un'enoteca, facciamo l'enoteca, voglio vendere i miei vini online, ok? Io, se avessi un'enoteca, non andrei mai a creare un sito e-commerce, a buttarci su mille etichette di vini e spendere magari quei 10.000 euro di un'agenzia che mi mette sull'e-commerce e poi butta su la piattaforma, perché dietro c'è anche tutto un lavoro più esteso da fare. Il sito è solo lo strumento, poi bisogna partire molto prima, intanto bisogna partire dalle basi, dal brand, no? Della propria azienda. Poi bisogna anche capire che i clienti non arrivano magicamente
nel mio sito e magicamente acquista. Quindi devo anche pensare a una strategia per fare arrivare i clienti nel mio sito. Poi bisogna pensare anche alla parte logistica. Chi è che spedirà questi prodotti? Chi è che genererà le etichette del corriere? Chi è che gestirà i resi, i pagamenti, PayPal, contrassegno, carte di credito, tutte queste cose qua, ok? E poi l'assistenza clienti finale, perché non è che poi i clienti acquistano e va tutto bene così. C'è chi ti richiama perché il pezzo non gli piace, c'è chi vuole comprarne ancora, c'è chi chiede assistenza per capire come usare il prodotto, eccetera, eccetera. Quindi l'e-commerce va visto come una struttura molto più ampia rispetto al semplice sitarello dove metto i miei prodotti. Tornando al discorso che dicevo prima, appunto, di fare le cose nel modo più semplice e anche veloce possibile, io vorrei mostrarvi appunto questa sera alcune possibilità che magari qualcun altro non vi dice, perché è molto più comodo vendervi l'e-commerce a 10.000 euro, ma ci sono appunto modalità che voi potete intanto iniziare ad utilizzare per vedere se siete adatti a fare questo tipo di attività, se siete strutturati, se effettivamente vendete, ok, invece di investire prima un sacco di soldi e poi sperare che le cose funzionino. Allora, partirei dal mostrarvi appunto Torniamo Presto, che è questa iniziativa senza scopo di lucro che noi abbiamo lanciato durante il lockdown. Allora, aspettate che vi condivido lo schermo. Ok, adesso dovreste vedere. Vedete il mio schermo, no? Sì. Torniamo Presto, sostegno le tue attività. Ok. Ecco, questa è una piattaforma che noi abbiamo lanciato appunto durante il lockdown perché lavorando con le attività locali avevamo visto che il problema principale delle attività era quello di aver visto bloccati gli incassi quotidiani, no? Mentre le spese fisse, tipo affitti, bollette, questo non sono state bloccate. In alcuni casi magari sì, ma per la maggior parte no. Allora abbiamo pensato appunto di lanciare questa iniziativa che permetteva e permette ancora alle attività di avere le gift card, le proprie gift card. Perché appunto noi non ci guadagniamo assolutamente nulla da questa cosa, è stato il nostro modo di dare una mano insomma alle attività. Qui all'interno ci sono circa 500-600 attività e i clienti appunto possono acquistare la gift card. Ad esempio io vado su acquisto una scala locale, inserire l'attività qui dentro è chiaramente gratuito e qui appunto ci sono tutte le varie attività. Vediamo se ne trovo una che ha inserito anche. Okay. Questa appunto è la scheda di questo centro estetico, questo è in Piemonte. Hanno inserito appunto possono inserire uno o anche più immagini del centro estetico, i dati insomma delle attività e poi possono scegliere gli importi delle gift card da vendere. Noi appunto abbiamo dato la possibilità di scegliere tra 4 importi e poi appunto il cliente può fare l'acquisto direttamente tramite PayPal. Ok, questo che vi sto mostrando è un modo semplicissimo di fare e-commerce alla fine, no? Perché qui voi state vendendo un vostro servizio, un prodotto. Cos'è, a proposito, la gift card? Magari per qualcuno non può essere chiaro. La gift card è praticamente una sorta di buon acquisto, di voucher che il cliente acquista, quindi lo acquista adesso, poi magari siete chiusi per il lockdown o cose di questo tipo, lo acquista adesso, spende, non so, 100 euro, 115 euro, quello che è, e poi i soldi vi arrivano subito e poi verrà a utilizzare questa gift card a gennaio, febbraio, quando vuole, oppure anche a regalarla, ok? Può anche regalarla ai propri amici. Facendo paga adesso, appunto, il cliente acquista tramite PayPal. A proposito, sapete tutti cos'è PayPal o volete che vi spieghi al volo cos'è? Se c'è qualcuno che non lo sa, lo spiego al volo. Però avete tanti il microfono muto, quindi vabbè, comunque no, cos'è PayPal? L'unica cosa che io non riesco a vedere è quello che è condiviso, non so come mai. Gli altri vedono il mio schermo? Sì. Sì.
Cioè, io vedo Sì. te. Nadia, tu sei da dove? Sei da smartphone? Sei da PC? No, no, dal telefono. Eh, prova in caso ad uscire e rientrare. Ah, ok. O forse lo schermo è troppo piccolo, non lo so come mai. Sì, No, ma anch'io prima non vedevo niente, adesso mi è apparso. Magari c'è qualche funzione perché non conosco tanto Google Meet, io sinceramente. Puoi provare a rientrare da un PC o da un tablet se Sì, hai... oppure Nadia, esci e rientra, basta che riclicchi nel link che avevi nell'email. sì, sì. Ok. Ecco, questo appunto è un modo per fare e-commerce in modo molto molto semplice, perché quello che fate qui in questo caso è spendere inserirvi all'interno di questa attività e poi vedere effettivamente se questo è anche un modo per testare, no? Se i vostri clienti sono interessati a acquistare la vostra gift card. Noi abbiamo avuto per esempio noi abbiamo tante estetiste, parrucchiere all'interno del nostro gruppo Facebook e ce ne sono state tante di queste che ci hanno detto guarda che durante il lockdown noi abbiamo venduto gift card per un valore di 5, 6, 7 mila euro, no? Quindi questo è un ottimo sistema per anche far capire ai clienti che c'è questa possibilità, che io offro questo tipo di opportunità ai miei clienti, quindi possono acquistare anche una gift card. E se vedo che la cosa funziona, io come diciamo estetista, centro estetico, eccetera, posso dire ok, vedo che la cosa funziona, perché non inserisco direttamente all'interno del mio sito un'area dove il cliente può acquistare la gift card, oppure perché non mi stampo già io in negozio dei voucher, appunto dei buoni acquisto, e quando il cliente viene da me gli dico ascolta, sai che ho anche, oltre ad aver acquistato lo shampoo, le cose varie, perché non acquisti anche la gift card da 50, da 100, da 150, ok? Oppure perché non la regali? Questo è appunto un modo molto semplice e pratico per testare le cose senza spendere migliaia di euro e investire anche tanto tempo, perché quello che spesso non si considera è che oltre ai soldi si investe anche tempo quando si fanno le cose. Okay? Ecco, poi sempre per spiegarvi come funziona Torniamo Presto, il cliente eventualmente ha anche modo di mandarvi una mail, diciamo, quindi mandarvi un messaggio per eventualmente acquistare le gift card. Se non usa PayPal, la carta di credito, può dire guarda, ho bisogno di una gift card, ti faccio un bonifico, che eventualmente c'è anche questa possibilità, chiaro che diventa un po' più complicato, anche perché appunto i clienti si stanno abituando a usare sempre di più gli strumenti digitali. Lo Stato vedete che sta spingendo sui pagamenti digitali. Avete visto, no, che recentemente è stato introdotto un cashback anche per chi paga appunto con carta, con mezzi digitali, quindi andremo sempre più su questa tipologia. Il contante, io non so quanto abbia il contante, ma anche qui siamo gli ultimi, purtroppo siamo sempre tra gli ultimi. Se voi sarete andati magari in Nord Europa, in America, in Russia, Cina, così, vedete che i paesi più avanti di noi il contante ormai lo vedono molto poco. La Cina, ad esempio, ha saltato ed è andato direttamente sui pagamenti con telefono. Okay? Loro hanno WeChat, è una specie di WhatsApp, però molto più evoluto, e lì i pagamenti si fanno direttamente col telefono. Quindi da questo punto di vista dovete anche, se posso dare un consiglio, cercate di entrare nell'ottica di permettere sempre di più ai vostri clienti di pagare in modo digitale. Più persone richiederanno questa cosa. Ok, allora, fin qua tutto chiaro, ragazzi? Se c'è qualcosa che volete che vi rispieghi, ditemi pure. No, vado avanti. Ok. Altra cosa molto importante che vi consiglio sempre per partire dalle basi è cercare di aggiornare e monitorare
i punti di contatto digitali che volete, ok? Voi dovete sapere che sempre più persone, e ve ne renderete conto, su esempio Google Business, sempre più persone vi cercano online magari, no? Sempre più clienti cercano il vostro numero su Google, cercano il vostro indirizzo per raggiungervi, perché appunto io magari non so dov'è il parrucchiere o il ristorante, cerco su Google ristorante Ciccio Pasticcio e Google mi dà quella bella schedina, no? con le informazioni dell'attività, dove posso trovare il numero di telefono, le indicazioni per arrivarci, quindi imposto il navigatore, posso vedere anche ad esempio i momenti di affollamento, insomma posso vedere tantissime cose, no? Quindi la cosa che è importantissimo monitorare è la vostra scheda Google My Business. È questa la scheda My Business, no? Questa qua che vi dà le informazioni, voi vedete anche lo schermo, sì? Dove qua vedete le informazioni base sulla vostra attività. Io spero che tutti voi abbiate rivendicato la scheda Google My Business. Sì, guarda, se i ragazzi si ricordano dovremmo averlo visto nella prima lezione. Volete fare un Perfetto. ripassino? Sono tutti morti. Ma vedo che hanno i microfoni disattivati, Martina, quindi Sì, no, lo so. o possono comunque parlare lo stesso. Sì. No, il discorso sì, del Google, di Google Business. Sì, quindi lo rivediamo. Qualcuno vuole che lo rivediamo un attimo al volo o è abbastanza chiaro come funziona? Per me è abbastanza chiaro e Ok. confermo che è una delle prime serate, quindi possiamo procedere. Possiamo procedere, ok. Quindi ecco, una cosa che vi consiglio di tenere veramente sotto controllo sono tutti i punti di contatto. Quindi voi, ad esempio, facciamo un esempio con questo, no? 2 Fogher. Io, se lo cerco su Google, no scusate, devo metterlo di qua. Se lo cerco su Google, come cliente io ottengo un elenco di risultati, ok? Questa è la vostra presenza online, tra virgolette, diciamo, no? È un punto di contatto che il vostro cliente può avere con voi. Io vi consiglio sempre di fare con regolarità, periodicamente, vi consiglio di fare delle ricerche su Google cercando il nome della vostra attività, perché potete trovare delle cose veramente molto molto delicate e importanti per la vostra attività. Quindi, oltre alla scheda Google My Business, che voi appunto sapete cos'è, avete già rivendicato la scheda, la tenete aggiornata, ok? Quindi questa cosa io appunto la do per diciamo. Ci sono anche poi altri punti di contatto, quindi in questo caso, questo ristorante, un'enoteca, una pasticceria, qui nel gruppo, questo ristorante ad esempio vedo che usa Just Eat, ok? Quindi questo è un altro tema scottante, le piattaforme di ordine online o di prenotazione nel caso della ristorazione. Voi dovete sapere che in questo caso Just Eat, vedete che qui c'è scritto annuncio, vuol dire che Just Eat, voi sapete Just Eat cos'è, no? È la piattaforma di quei driver che vi portano a casa le cose da mangiare, no? Cosa fa Just Eat? Compra le parole chiave su Google dei ristoranti, dei locali, le attività che collaborano con loro. Ok, quindi io cerco 2 Fogher su Google, compare la pubblicità di Just Eat e mi dice specialità pesce, ordina ora con Just Eat. Quindi io se clicco qui su Just Eat, su questa pubblicità, entro all'interno di Just Eat, che qui hanno fatto anche un po' una stupidaggine perché potevano direttamente collegarmi alla pagina del 2 Fogher, però probabilmente ragionano a loro modo. Comunque controllate anche voi se qualcuno di queste grosse piattaforme fa questo giochetto qua, perché cosa succede ad esempio nella ristorazione?
non so se conoscete, vabbè, TripAdvisor e la sua piattaforma di prenotazione online. Cosa fa TripAdvisor? Acquista le parole chiave del ristorante, quindi io cerco, in questo caso ma un ristorante qualsiasi che usa il sistema di prenotazione di TripAdvisor, e mi fa passare il cliente all'interno della loro piattaforma. Il cliente che prenota tramite la sua piattaforma di gestione di prenotazioni fa pagare al ristoratore una percentuale sulla prenotazione. Quindi quel cliente che mi cerca su Google viene intercettato da questa piattaforma fa pagare a me, ristoratore, per un cliente che comunque stava cercando me, mi fa pagare 2, 3, 4, 5 euro. Io ho visto ristoranti, ho dei ristoranti clienti a Venezia che pagano 2, 3, 4, 5 mila euro al mese di commissioni a queste piattaforme, che spesso non portano il vantaggio di portarmi il cliente, ma fanno solo da tramite. Qui io questa cosa ho cercato di farla capire ai ristoratori, ma è veramente dura da far capire. E quello che gli dico io è: ma tu, invece di appoggiarti a queste piattaforme di prenotazione online e spendere 2, 3, 4, 5 mila euro al mese, perché non ti fai tu un tuo sistema di prenotazioni e magari ti gestisci tu le campagne eventualmente su Google per attirare i clienti, ok? Se magari non sei in prima posizione col tuo sito, acquista tu le campagne. Risparmi sicuramente molto di più che affidarti a queste piattaforme. Questo era un esempio per farvi capire quanto è importante tenere sotto controllo la vostra presenza online, soprattutto su Google, perché Google è il motore di ricerca più utilizzato in Italia. Adesso non mi ricordo i precisi dati, ma mi sembra abbia un mercato del 92-93, se non che più per cento, quindi quasi tutte le persone cercano su Google. Altro risultato che vedo qui, ad esempio, è Facebook. Quindi se clicco qui vengo reindirizzato verso la pagina Facebook del ristorante, e anche qui questo è un altro punto di contatto che può avere il cliente, perché io magari sono potenziale cliente che voglio prenotare questo ristorante, sono abituato ad andare su Facebook perché mi piace vedere magari le foto, ok? Mi piace vedere le recensioni del ristorante, e quindi decido di passare tramite la loro pagina Facebook. È importante anche qui tenere monitorata la pagina, tenerla aggiornata e anche, diciamo, ottimizzarla. Loro ad esempio qui hanno messo il bottone di chiamata, questa è una cosa intelligente. Cercate insomma di tenere aggiornati i dati anche su Facebook o su altre piattaforme. Cercate sempre anche di fare in modo che i dati siano allineati. Il numero di telefono, la mail, l'indirizzo devono essere uguali in tutti i punti di contatto che avete online. Quindi quello che compare sulla scheda Google My Business come indirizzo, ad esempio, deve essere uguale a quello che compare su Facebook, su TripAdvisor, su altri tipi di piattaforme, perché questo è uno degli elementi che Google considera per farvi apparire prima o dopo i vostri competitor, e poi è anche utile per i vostri clienti. Ad esempio gli orari, questa è una cosa importantissima. A me capita spessissimo che cerco gli orari dell'attività su Google, vado lì perché è scritto che alle 3 sono aperti, in realtà vado lì e sono chiusi, e sta roba a me fa incazzare, non solo a me ma anche ai vostri clienti. Quindi non sottovalutate queste cose, non sottovalutate. Se voi guardate Google My Business vedrete avete visto le statistiche, dato che lo conoscete, vedete quante persone cercano ogni mese la vostra attività, quanti cliccano su chiama ora, eccetera eccetera. Ok, quindi ecco, per chiudere questo discorso, cercate di tenere monitorato quello che succede su di voi e quello che la gente dite su di voi. Rispondete alle recensioni. Io sono fissato con le recensioni, avendo lanciato anche Recensioni OK, che è un altro progetto che ho creato,
Quindi le recensioni sono importantissime, non pensiate che i vostri clienti abituali non leggano le vostre recensioni, che se ne freghino perché sono già vostri clienti, ma comunque lo fanno anche i vostri potenziali clienti che vi cercano su internet, quindi controllatele, rispondete, prendete, non fate neanche tesoro anche delle recensioni negative, perché spesso i clienti vi danno delle indicazioni che magari voi non considerate, oppure cose di cui voi non vi accorgete, perché se ve lo segnala uno, ve lo segnala 2, 3, 4, al quinto cliente forse non è che sono 5 clienti stronzi, sono magari 5 clienti che vi stanno dando un'indicazione di miglioramento. Ok, fin qui tutto chiaro? Perfetto. Allora, andrei a passare sul prossimo punto, che è il buon WhatsApp. Conoscerete tutti WhatsApp, ovviamente. WhatsApp è uno strumento, qua prendo delle slide che avevo fatto per un'altra presentazione. WhatsApp è uno strumento che sta crescendo e sta evolvendo tantissimo. Oggi è uscita per esempio una notizia che WhatsApp permetterà anche di fare degli ordini ai vostri clienti, di fare l'ordine e pagare direttamente già all'interno di WhatsApp. Dovete sapere che in questo periodo stanno testando in India il WhatsApp Pay, che è un sistema di pagamento di WhatsApp, e penso che sicuramente nel 2021 arriverà anche qui in Italia, quindi è una specie di micro e-commerce che anche voi potete usare. Quindi vi consiglio anche qua di attivarvi WhatsApp Business. Per chi non lo sa, poi magari adesso faccio un attimo di approfondimento anche su questo, perché WhatsApp è uno strumento strautilizzato. Immagino che anche a voi capiti che i clienti magari vi mandino, non so, una richiesta di ordine tramite WhatsApp, oppure vi mandano una foto di un articolo e vi chiedono: ma tu hai questo tipo di articolo? Oppure al contrario, voi mandate la foto via WhatsApp ai clienti del prodotto che avete o del servizio che potete proporre. E WhatsApp è uno strumento comodissimo perché appunto crea un legame, abbatte un po' di barriere anche con i clienti, con i potenziali clienti, con le persone che magari non vi conoscono, no? Quindi è uno strumento utilissimo, permette di fare qualche automazione, quindi magari dare delle risposte automatiche in base alle domande classiche che possono farvi i clienti. Questo anche per farvi risparmiare tempo e ottimizzare, dato che appunto io so benissimo che voi siete incasinatissimi tutto il giorno, avete clienti da seguire, fornitori, un sacco di cose da fare, quindi io cerco sempre di ragionare anche sull'ottica di persone che sono super impegnate tutto il giorno e cerco di darvi delle idee anche per automatizzare più possibile le attività, in modo da farvi perdere meno tempo possibile, perché insomma uno dei tanti vantaggi del digitale è anche quello di automatizzare. Si possono automatizzare tantissime cose che magari fate manualmente, ripetitivamente, e vi fanno perdere tempo. Ok, allora qui vado abbastanza veloce perché insomma sono le 9:40. Per chi non conoscesse WhatsApp Business, è un'app gratuita, è stata sviluppata appunto per chi ha una piccola azienda, negozi, attività, eccetera, eccetera, e vi permette di creare un catalogo online, un catalogo integrabile su WhatsApp di prodotti e servizi, in modo insomma da permettere di togliere più frizioni possibili tra il vostro cliente e l'acquisto, ok? Perché dovete pensare che dal cliente che ha bisogno di un prodotto o di un servizio ci sono poi una serie di frizioni, no? Che il cliente deve superare per finalizzare l'acquisto, per arrivare alla parte che piace a tutti noi, quella di incassare. Vabbè, qua ci sono un po' di statistiche. Il 65% dei clienti si aspetta nei prossimi anni di comunicare sempre più con l'azienda attraverso la messaggistica,
e il 53% è più propenso a effettuare un acquisto da un brand con cui può comunicare in maniera diretta via chat. Appunto, una delle frizioni è la comunicazione con il brand, no? Perché vedrete anche voi che le persone si aspettano risposte sempre più veloci. WhatsApp è uno strumento di comunicazione immediato e permette appunto al cliente di avere anche delle informazioni, delle risposte rapidi. E voi potete anche sfruttare gli automatismi di WhatsApp per dare risposte rapide. Vabbè, sta parte qua la saltiamo perché sono un po' di statistiche. Allora, per chi non l'avesse ancora installato, è un'app appunto gratuita, la potete scaricare sia per Android che per iPhone. Quindi se avete WhatsApp normale potete convertirlo in WhatsApp Business. Potete anche tenerli tutti e due, volendo. È un po' più complicato, però anch'io, ad esempio, l'ho convertito in WhatsApp Business ed è molto comodo. Cioè. Tipo una cosa che... Potete impostare appunto degli orari, dei messaggi di benvenuto, una piccola descrizione della vostra attività, una presentazione dell'attività. Vi consiglio poi, se usate normalmente nella vostra attività un PC, di scaricarvi WhatsApp Web, che vi permette appunto di avere la replica di WhatsApp aggiornata, sincronizzata col vostro WhatsApp nel telefono, in modo da essere più rapidi. Anche se dovete scrivere i messaggi ai clienti, chiaramente è molto più facile scriverli da una tastiera del PC, no? Piuttosto che dal telefono. E un'altra cosa da dire di WhatsApp Business è che potete utilizzare anche il vostro numero fisso. Ad esempio, Pasticceria Antonella ce l'hanno come col numero fisso. E questo ovviamente è più facile per i vostri clienti, no? Ricordarsi anche nelle comunicazioni, avete meno cose da scrivere. Il numero è unico, che sia telefono o WhatsApp. Come si fa a collegare il numero fisso? Inizialmente, quando scarichi l'applicazione di WhatsApp Business, ti chiedono di verificare il numero e tu inserisci il tuo numero fisso e in teoria dovresti ricevere una telefonata, se non sbaglio. Ma tipo se io converto, siccome io ho un gruppo WhatsApp, no, dove ho parecchi clienti dentro, in automatico praticamente tutto il gruppo passa sul WhatsApp Business, allora. Ah, perché tu hai WhatsApp normale al momento. Normale. Paolo, questa non la so, la lancia te. Sì. Allora, al 99% mi sembra che tu possa trasferire tutto dall'altra parte, però sui gruppi, su queste cose qua, dovrei verificare. Quasi sicuramente puoi farlo, perché attivare WhatsApp Business ti sincronizza col vecchio WhatsApp normale, diciamo. Però... Scusami, ma come faccio WhatsApp normale, perché io ho il numero del negozio è un numero di cellulare. Io ho il WhatsApp normale installato e posso girarlo in WhatsApp Business allora? Certo, sì. Ma devo comunque scaricare WhatsApp Business. Tutti attivi, scarichi WhatsApp Business e appunto colleghi il tuo WhatsApp normale a WhatsApp Business e viene tutto trasferito di là. Ok. Compreso anche i gruppi al 99%, quelle cose. Però meglio verificare insomma questa cosa per non rischiare di perdere. Di perdere i gruppi. Sì. Ok, grazie. Prego. Ecco, infatti, quello che diceva Martina, potete utilizzare anche il telefono fisso e eventualmente usare sia WhatsApp normale che WhatsApp Business. In questo caso però ciascuna applicazione dovrà essere collegata a un numero di telefono differente, non puoi quindi utilizzare sullo stesso numero WhatsApp e WhatsApp Business. Ci sarebbe un trucchetto, però dovete ad esempio avere la doppia SIM o cose di questo tipo. Vi consiglio di passare direttamente a WhatsApp Business perché appunto è quasi la stessa cosa, vi dà delle funzionalità in più. Ecco, infatti qua, se il numero di cellulare che hai appena registrato WhatsApp Business è stato già utilizzato per l'applicazione di WhatsApp, ti viene chiesto se desideri ripristinare il backup qualora fosse presente. Quindi questo ti permette appunto di trasferire tutto da WhatsApp normale a WhatsApp Business. È una cosa abbastanza facile da fare, non è complicato, basta insomma seguire un po' i passaggi che vengono indicati.
Queste appunto sono le alternative che vi dicevo. Se proprio volete tenere WhatsApp e WhatsApp Business separati, le alternative sono: uno, utilizzare un telefono dual SIM, quindi quelli con la doppia SIM, attivare l'account business con un numero di telefono fisso, quindi in questo caso potete tenere su WhatsApp normale collegato al numero di cellulare il WhatsApp appunto privato, tra virgolette, e invece collegare il numero di telefono fisso della vostra attività WhatsApp Business. Io sinceramente, poi dipende dai casi, però se avete i clienti che per esempio vi contattano nel WhatsApp normale, vi consiglio di gestire tutto in un unico WhatsApp, perché altrimenti diventa un delirio. WhatsApp Business è fatto appunto per le attività locali, quindi non ha senso secondo me tenerli separati, ecco. Oppure usare uno smartphone con separazione dei profili. Ecco appunto, come dicevamo, potete creare un profilo dell'attività. Qui viene vista una piccola scheda attività direttamente su WhatsApp, quindi il cliente vede una presentazione, una breve descrizione, l'indirizzo, email, sito web, eccetera, eccetera. Questa è una cosa comodissima che mi dicevo per velocizzare più possibile le cose. Quindi io immagino che anche voi avrete i clienti che vi fanno spesso la stessa domanda, no? Quindi qui potete impostare delle risposte rapide e inserendo un segnale, un piccolo segno che voi decidete di fare. Ad esempio, non so, vedete in questo caso, se io adesso non so se vedete la freccia, vabbè, vedete dove c'è scritto quick replies, no? Dove c'è il telefono, welcome to Sandra's Cake. Se io digito la barra e 1, in questo caso mi viene già fuori questa frase, oppure se metto barra 0 mi viene fuori the product is currently out of stock. Quindi potete impostare voi sia il segno breve da impostare sia la frase collegata. Okay? In questo modo potete velocemente rispondere magari alle domande solite che vi fanno i clienti, mettendo anche, non so, magari il link per ordinare direttamente nel vostro sito, o 1000 cose che potete fare. L'altra cosa bellissima di WhatsApp è la gestione delle etichette. Quindi voi potete organizzare i vostri contatti. Ad esempio, tu Monica, non so, che nel tuo WhatsApp potresti avere 300 clienti registrati, immagino, qualcosa di questo tipo. Tu puoi, ad esempio, organizzarli con le etichette, e per ogni cliente dire: questo è un cliente VIP, ad esempio, quindi selezionare, categorizzarli per tipologia di clienti, o questo è un cliente maschio, questo è un cliente donna, o questo è un cliente con età che va dai 20 ai 30, questo dai 40 ai 50, qualsiasi cosa che vi permetta a voi di mandare delle comunicazioni personalizzate, perché più cercate di comunicare in modo focalizzato ai clienti, più probabile è che questi convertano, quindi tornino da voi a comprare, parlino agli amici, eccetera, eccetera. Perché appunto quello che potete fare sono inviare messaggi broadcast personalizzati per gruppi, per tipologie di clienti. E qua capiamo perché durante la seconda lezione abbiamo parlato di personas e target, perché più conosciamo i nostri clienti, più riusciamo a fare delle comunicazioni mirate in base alle loro esigenze specifiche o quelle che noi pensiamo siano tali. Esatto. Allora, i messaggi broadcast, per chi magari non lo sapesse, è la possibilità che vi dà WhatsApp di mandare un unico messaggio a più clienti in modo massivo, ok? Fino a 256 contatti. Questo, io lo dico sempre, non vuol dire spammare promozioni a caso, quindi compra, sconto, o queste cose odiose, no? Che i clienti non amano, ma vuol dire mandare magari la stessa comunicazione solo ai clienti che hanno dai 20 ai 30 anni, o solo ai clienti femmina, o solo ai clienti che hanno acquistato determinati prodotti che magari per voi sono importanti, o solo ai clienti VIP che io so che spendono più di 1000 euro, o cose di questo tipo, ok?
Questo è una funzione molto molto importante e qui appunto potete organizzarvi queste cose in modo completamente autonomo e in base al vostro tipo di attività. Questo è un esempio appunto di come compare la vostra scheda attività su WhatsApp Business. Potete anche chiaramente poi spedire, diciamo, incentivare i vostri clienti ad andare su questa scheda, quindi far vedere anche con dei link, con dei collegamenti da Facebook, potete rimandarli a questa scheda vostra attività su WhatsApp. Se mandate mail ai vostri clienti potete rimandarli qui, insomma potete collegare anche con altri canali, no? Quindi appunto c'è una descrizione dell'attività e poi vedete sotto c'è, eccolo qua il puntatore, qua sotto vedete il catalogo dei vostri prodotti. Quindi questa è una cosa fantastica, ragazzi, questa è una cosa che dovete fare se non l'avete fatta, e potete appunto andare a integrare il vostro catalogo prodotti. Se siete un'enoteca e avete 1500 etichette di vino, non vuol dire che dovete inserire 1500 foto dei vini, diventare matti a fare sta cosa, ok? Potete, voi sapete benissimo, per chi è un'enoteca, non so se sia collegato, che ci sono il 20% dei vini che fanno l'80% del fatturato, no? La regola di Pareto. E quindi in questo caso potete scegliere, non so, 10, 15, 20 etichette e pubblicare solo i vini che vendete di più, no? Non occorre per forza integrare tutto il catalogo. E qui appunto la cosa bella è che se il cliente, mettiamo che siamo una pasticceria, no? Come in questo caso, se il cliente vi scrive su WhatsApp e vi dice ciao Carlo, io ho il compleanno di mia moglie tra una settimana, ho bisogno di una torta. Che torte hai? In questo caso, se mi scrive così, cosa vuol dire? Che prendi il telefono, se ho WhatsApp normale, no? Prendi il telefono, inizi a scrivere, allora io ho la torta questa, la torta mille foglie che costa 40, ho il tiramisù, adesso sparo a caso, no? Il tiramisù che costa 30, e dopo stai lì a fargli magari le foto o cose di questo tipo. In questo modo io posso semplicemente impostare le risposte rapide, quindi digitare, non so, /2, perché decido che /2 è una risposta rapida con le torte, e dirgli, caro Giovanni, clicca qui nel nostro catalogo WhatsApp, così vedi tutte le torte che abbiamo. Il cliente si vede le foto, fate delle foto fatte bene, su questo è importantissimo, vede il tipo di torta, la descrizione, vede il prezzo e prossimamente potrà anche acquistarla direttamente su WhatsApp. Ok? Quindi questa è una cosa molto, molto comoda. Adesso non è ancora possibile comprare e pagare direttamente su WhatsApp, però già così insomma è uno strumento utilissimo che vi permette di diciamo risparmiare tantissimo tempo, dare risposte veloci al cliente, perché ripeto, essere veloci è fondamentale, perché siamo ad un click dai competitor, poco da dire, purtroppo a volte vince anche chi risponde prima. Ok, quindi cercate, se non l'avete ancora fatto, cercate di attivare questa cosa perché è gratuita, è semplice da gestire e i clienti usano tanto WhatsApp. Questo appunto è quello che vi dicevo, è il link diretto, quindi nelle impostazioni voi potete trovare questo link che voi potete condividere via mail, potete condividere sul vostro sito, su SMS ad esempio, se voi avete potete mandare anche gli SMS e dire contattami su WhatsApp, insomma potete fare quello che volete. Cliccando lì il cliente apre direttamente la schermata dei messaggi e può mandarvi un messaggio su WhatsApp. Altra cosa che potete fare è collegare WhatsApp a Facebook. Voi sapete che WhatsApp è di proprietà di Facebook, quindi chiaramente loro cercano di integrare il più possibile le loro piattaforme, quindi altra cosa che vi consiglio di fare è quella di collegare WhatsApp alla vostra pagina Facebook. Questi appunto sono altre cose, sono i messaggi automatici, quindi potete al primo contatto ad esempio, oppure se siete assenti perché magari
Voi potete anche impostare gli orari, chiaramente, no? Lavorate dalle 9 alle 18, se il cliente vi contatta alle 11 di sera, perché c'è chi lo fa, io un e-commerce, c'è gente che mi scrive alle 2 di notte, perché si vede che magari soffre di insonnia e vuole comprare. Quindi, siccome non si butta via mai niente, è importante cercare di rispondere il più possibile ai clienti. Potete impostare dei messaggi automatici, quindi se un cliente vi scrive di notte e voi non soffrite di insonnia ma state dormendo, potete appunto impostare un messaggio automatico. Quindi scusami, ma siamo chiusi al momento, ma se vuoi puoi vedere qui il nostro catalogo e lo rimandate sul catalogo WhatsApp, oppure potete inserire il link al vostro sito. Se sei una parrucchiera puoi inserire ad esempio il link per prenotare online, ok? Oppure dirgli già nel messaggio, se vuoi prenotare dimmi l'orario che vuoi o cose di questo tipo. Scusa un attimo Paolo, Vai. quanti di voi permettono ai clienti di prenotare dei servizi online? No? Né Monica né... Online, mi capita che mi scrivono su Messenger, sì. Ok, però non hai niente di automatico, cioè rispondi No. sempre tu a manina? Sì, rispondo io. Ok. Magari sai, su Messenger c'è la risposta automatica, sarete richiamati al più presto, ricontattati più presto. E poi io quando vedo il messaggio gli rispondo. Ma secondo voi, per i vostri clienti potrebbe essere interessante avere la possibilità di prenotare direttamente da un calendario, ad esempio? Oppure preferireste sempre rispondere voi personalmente? Ma adesso per quanto mi riguarda diventa un po'... No, sarebbe comodo, perché sarebbe comodo, però sai, tante volte nel nostro settore dobbiamo sapere che tipologia di lavoro deve fare, anche solo parlando, dialogando al telefono, cambiano anche idea e dicono no, allora facciamo un'altra cosa. Non lo so, comodo sicuramente per i lavori basilari potrebbe essere, sì, perché no? Sì. Diciamo che comunque la parte umana ci vuole sempre un po'. Un po' sì, secondo me, per quanto mi riguarda, un po' sì, perché a volte hanno delle richieste assurde che Anche poi perché facendole ragionare capiscono che non è il caso, per dirti. Tipo fammi i capelli fucsia. Sì, del tipo i capelli neri li voglio bianchi, e gli dico guarda attenta perché guarda che si rovinano, bla bla bla. E allora lì, ah sì, no, ma forse hai ragione. O come l'ultima, per dirti 2 giorni fa, che mi ha chiesto, sai che in lockdown ho fatto le consegne a domicilio, no? Sì? Mi chiedeva se potevo ripreparargli il colore che voleva arrangiarsi e farselo a casa. Io ho detto guarda, nessun problema, però tieni conto che devi stare attenta a come fare a passartelo, insomma gli ho un po' spiegato. Ah, ma non è così, sembrava più facile, credevo fosse più semplice. Dico, vabbè, ognuno il suo lavoro, no? Ci fanno sempre passare come se il mio lavoro fosse una cosa, intanto ci metti 5 minuti, ma sì, non è così difficile. Allora, prova, poi mi sai dire quando ti sei rovinato i capelli e hai rovinato il lavandino perché l'hai macchiato, allora mi dirai vengo da te, capito? Ecco. Allora l'hai fatto cambiare idea, diciamo. Più o meno sì, domani deve venire comunque, per parlare, quindi... Ecco. Beh, guarda Monica, queste sono cose che potresti utilizzare come contenuti da pubblicare sui tuoi social, ad esempio, no? Queste cose che mi stai dicendo potresti pubblicarla direttamente su Facebook e su Instagram senza ovviamente di riferirti a clienti Certo, specifici, sì, però chiaro. dire guardate cosa può succedere, nel senso comprando online o facendovi a casa queste cose rischiate di fare queste cazzate qua, insomma. Sì, Quindi ci si vero. possono fare. Ecco appunto, sicuramente alcune cose serve sempre contatto umano, io non sto dicendo che queste cose vi liberano da tutte le attività che voi fate,
sicuramente vi agevolano, poi dipende dall'attività chiaramente, però vi agevolano magari su determinati tipi di attività, vi aiutano a ridurre magari il carico di lavoro su quelle attività che hanno poco valore, no? Ma anche nel nostro settore comunque potrebbe essere utile per i lavori basilari, che può essere, che ne so, il taglio sai quanto tempo ci metti, magari un po' meno facile per quanto riguarda i lavori tecnici, che variano a seconda del tipo di lavoro tecnico che vai a fare. Ci puoi mettere un'ora come ci puoi mettere 3 ore. Certo. Ecco, quindi sì, comunque io sono pro tecnologia, non sono contro. Sono molto pro. Ecco, quindi vabbè. Ok. Ecco appunto, beh, se c'è qualcun altro che ha qualcosa da aggiungere eventualmente ditemi, se no andiamo avanti. Ecco appunto, si possono impostare messaggi d'assenza, quindi che vengono inviati quando siete chiusi, quando avete impostato gli orari di chiusura, un messaggio di benvenuto nel caso un cliente vi scriva ad esempio per la prima volta. Anche qua per esempio si potrebbe, nel caso tuo Monica, dire ciao, benvenuta, benvenuto, tu hai bisogno di, adesso sparo giusto per essere chiari, hai bisogno di un taglio normale, quindi sei uomo, hai bisogno di un taglio normale, perché noi uomini, sei donna, ok, allora sentiamoci a voce, no? Quindi già lì puoi in qualche modo splittare, cercare di filtrare, no? Le persone. E poi utilizzare le risposte rapide. Ok, vabbè, questo è quello che stavamo dicendo. Vi mostro appunto degli esempi di utilizzo di WhatsApp e vi ricordo sempre di non fare mai spam, non mandate messaggi indesiderati, promozioni che suonano proprio da pubblicità, perché i clienti ci mettono un attimo a cliccare, a segnalarvi a WhatsApp, e se WhatsApp riceve 1, 2, 3, 10 segnalazioni può bannarvi l'account, quindi vuol dire che il vostro numero di telefono ve lo banna, ve lo chiude e non potete più utilizzare WhatsApp con quel numero. Ok, quindi è una cosa molto, bisogna stare molto attenti a quello che si fa. Questo è un esempio di utilizzo, quindi questo per farvi capire che WhatsApp non è solo pensato per vendere, per fare attività di vendita, ma anche per fare attività di fidelizzazione, di contatto con i clienti, anche per ricerche di mercato, per capire cosa desiderano i clienti, dove si può andare a migliorare, ok? Quali servizi, magari nuovi servizi che il mercato sta chiedendo. Banco Santander ha creato Open Bank, un numero di servizio di attenzione al cliente di WhatsApp, dove si può chattare con la banca, pubblicare domande e risolvere problemi. In una prova pilota realizzata con 17.000 clienti, 99% dei consumatori ha trovato utile, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso loro l'hanno utilizzato, qua si parla di grandi aziende, però si può sempre prendere spunto. Loro l'hanno utilizzato come una sorta di help desk, quindi i clienti andavano a utilizzare WhatsApp per fare domande direttamente alla banca e risolvere i loro problemi. Voi potreste, per esempio durante il lockdown, quando tutti erano chiusi, ci sono stati appunto dei casi, degli esempi di negozi e attività che, per non perdere il rapporto con i clienti, per continuare a stare vicino ai clienti, usavano magari social, Instagram, anche WhatsApp come canale per mantenere il rapporto, no? Quindi per esempio, restando nel tema parrucchiere, c'è chi ad esempio usava Instagram, faceva delle dirette, cose divertenti, dove spiegava al cliente come tagliarsi i capelli, no? Sono cose un po' assurde, lo so, però durante il lockdown cosa fai? Sei 2 mesi chiuso a casa e in qualche modo magari uno vuole anche sistemarsi. Facevano le dirette dove il parrucchiere ti spiegava a grandi linee come tagliarti i capelli o fare cose di questo tipo, no? Ricordiamo che c'è un ragazzo che ha guadagnato un sacco di soldi registrando un dominio e comunque facendo video per spiegare come tagliarsi i capelli agli uomini, quindi insomma può sempre diventare un business oltre Business. Certo. Che poi anche qua c'è chi poi dice sì, ma se io spiego ai clienti come farsi le cose poi se le fanno a casa.
come tu dicevi Monica, non è che uno, cioè non è che impara a tenermi i capelli su una diretta Instagram, no? È un modo anche per giocare, per perdersi via quando sei chiuso in casa, quindi insomma mi sembra sia remota la possibilità che vada a perdere un cliente perché poi saranno già a casa. Quindi... No, ma l'ho fatto anch'io con i miei clienti in lockdown, ho fatto un video tutorial su come fare ad applicarsi il colore a casa, però l'ho fatto tramite WhatsApp, appunto, ho mandato il video così sulla mia lista broadcast, ho mandato a tutte le clienti. Ecco, non l'ho fatto sui social, quello no. E l'ho fatto per poter vendere il colore a casa. Certo, ecco, quella è un'ottima idea, esatto. Capito? Invece di fare la solita promozione, compra questo a 20 euro invece di 30, che sono sempre le solite cose, questo è un modo molto più intelligente di mostrare il proprio prodotto e venderlo, perché poi immagino che qualcuno alla fine lo abbia alla fine comprato. Qualcuno me l'ha comprato, gli ho fatto le consegne a domicilio e perlomeno sono sopravvissuta i 2 mesi e mezzo a casa, insomma, ecco. Però online proprio no, nel senso sulle piattaforme ho preferito di no, perché dico, insomma, regalare anche un po' la mia professionalità, gli anni che ho impegnato tra virgolette gratis, anche no, insomma, secondo me. Sì, sì, no, è una cosa interessante, poi appunto si può sfruttare anche WhatsApp come un canale privilegiato su alcuni clienti per dare a loro delle cose in via esclusiva, tra virgolette. Sì, può ho essere pensato il più video. una cosa così, sì, piuttosto che online. Esatto, quindi il video oppure, ma che ne so, negozi di abbigliamento potrebbe dire io mando un messaggio broadcast a tutte le mie clienti VIP, quelle più importanti, e nel caso dei saldi posso dire apro i saldi a voi il giorno prima, cioè dedico un giorno dei saldi, il primo giorno lo dedico solo a voi e solo voi potete accedere al mio negozio perché siete clienti VIP, no? Quindi questo è un modo anche per comunicare in modo intelligente con i clienti. Facendo con WhatsApp, l'unica cosa che ho dovuto bloccare il gruppo perché ho avuto il problema al contrario, che le clienti scrivevano dentro, nonostante anche magari io gli dicevo che non si può, e arrivavano troppi messaggi e lì ho dovuto bloccare il gruppo perché comunque si toglievano altre che magari non gradivano i messaggi, che non riguardavano l'abbigliamento. Ma Nadia, qua c'è una distinzione da fare, che è gruppo, che è diverso da broadcast. Cioè ci sono i gruppi WhatsApp e poi ci sono le liste broadcast. Praticamente le liste broadcast è come se tu avessi un elenco di persone a cui invii lo stesso messaggio, ma loro tra di loro non si vedono. Ah, perché io ho fatto il gruppo, ho preso il numero di telefono delle clienti, ho fatto questo gruppo e io pubblico le foto e comunque magari quando faccio le vetrine così, che è una cosa che mi trovo molto bene, anche tipo quando c'era il lockdown così facevo la stessa cosa, anche le consegne. L'unica cosa che è un po' anche brutto dire che ho bloccato, infatti c'è stata anche la spiegazione, perché se no uno scrive un messaggio, arriva a tutte. No, infatti i gruppi sarebbero da evitare con i clienti, è molto meglio utilizzare queste liste broadcast e le comunicazioni one to one, quindi con una persona singola. Adesso dovrei ripartire da zero, fare una lista così praticamente e uscire, cioè togliere il gruppo. Sì, anch'io come dice Martina, ti sconsiglio e vi sconsiglio di usare i gruppi, perché già quando venite aggiunti ad un gruppo, non so voi, ma a me mi viene un attimo di orticaria, perché poi iniziano a scrivere cazzate come sempre, no? E quindi rischiate di fare qualcosa di fastidioso per i clienti. Invece, e poi c'è anche da dire che il gruppo non sarebbe proprio rispettoso del GDPR, no? Della legge sulla privacy, perché io se clicco e vedo i partecipanti, vedo i numeri di telefono, quello è un numero, è un dato sensibile, no? Un dato privato, quindi non sarebbe neanche corretto, non è neanche rispettoso della legge, diciamo. Oltre che anche della privacy dei clienti, quindi vi consiglio di fare la lista broadcast, perché quello, come diceva Martina,
la lista broadcast nessuno vede chi c'è all'interno, sei solo tu che vedi chi sono i clienti all'interno. Quello che riceve il cliente è un messaggio da parte tua e stop, quindi se risponde solo a te e gli altri chiaramente non vedono la risposta. No? Come che si fa? Sempre tramite WhatsApp si fa questa lista? Sì, da WhatsApp tu vai su, guarda, te lo faccio vedere qua, vai sulle impostazioni in alto, nuovo gruppo, no scusami, nuovo broadcast. Qui vabbè, non vi faccio vedere per la privacy le persone, comunque selezioni le persone, tac tac tac, le butti dentro e hai creato il broadcast. Bisogna sempre chiedere il consenso alle persone per metterle in questa lista, oppure posso dire che è stato cambiato il servizio? Ma no, beh, tu non... Allora, sempre per il discorso GDPR sarebbe un gran casino perché dovresti avere la loro autorizzazione per scrivere a loro, diciamo, no? Però ecco, puoi farlo, adesso non voglio dire di non legge perché non posso dirti questo, però insomma... Quando ho chiesto il numero ho chiesto il consenso anche di inserire la persona nel gruppo, quindi il numero lo sa che lo inserisco. Ok, ecco appunto, allora puoi semplicemente magari già scrivere nel gruppo, prima di cancellarlo, puoi dire allora le prossime comunicazioni ve le manderò in privato in modo da non darvi fastidio, non crearvi disagio e poi insomma elimini il gruppo e scrivi direttamente con le liste broadcast. È molto più comodo anche per te, insomma. Queste liste, sì. Ecco, poi altro esempio, anche questa è stata una cosa intelligente, Hellman Brasil ha permesso, che sono quelli delle salse, ha permesso agli utenti di chiedere ricette in base a ciò che avevano nel loro frigorifero. Il meccanismo consisteva nell'avere a disposizione contenuti video, una buona strategia di etichette in modo tale da dare agli utenti contenuti personalizzati alle loro esigenze. Adesso non vi sto dicendo fate la stessa cosa perché magari vi imballinate di gente che vi scrive, che vi fa perdere tempo, perché loro hanno gli uffici marketing e gente che è pronta anche a investire tempo su questo. È giusto per darvi anche degli spunti, no? In questo caso appunto io cliente potevo dire io in frigo ho questi 3 prodotti, cosa mi consigli di fare? E c'era qualcuno che appunto suggeriva una ricetta. Anche qua fatto per mantenere il rapporto con il cliente, farsi fidelizzarlo e restare sempre in contatto. Ultimo esempio, i cuochi insegnavano come cucinare i piatti e ricette deliziose in tempo reale attraverso WhatsApp. Venivano inviate immagini e video di ogni passo da seguire e anche audio. L'unico requisito consisteva nel fatto che uno degli ingredienti fosse la maionese del brand. Quindi ecco, anche questa potrebbe essere un'idea, ad esempio, tornando al discorso parrucchiere, io ti mando a casa magari durante il lockdown il colore e insegno a tutti i miei clienti come si fa il colore, ok? Oppure sono una pizzeria, la sera sono chiuso, ti vendo magari c'è qualche ristorante che intelligentemente lo sta facendo, no? Ti spedisco a casa la pasta della pizza già lievitata con il mio pomodoro, con la mia mozzarella, che sono tutti ingredienti di qualità, eccetera, eccetera, e attraverso WhatsApp ti spiego come farti la pizza. Ok, andiamo avanti perché sennò che ora è? Sì, se no prendiamo troppo tempo. Ok, questo è WhatsApp. Fin qua tutto chiaro o posso andare avanti? Che vi faccio vedere altre, facciamo uno scalino avanti, andiamo a vedere altre piattaforme. Non sento niente, quindi vado avanti. Allora, fatti questi step, quindi inizio a vendere le gift card con Torniamo Presto e a promuoverle sui miei social, a vedere se i miei clienti comprano le gift card. Inizio a settare bene, a ottimizzare la mia presenza su Google My Business, su Facebook, su Instagram, eccetera, eccetera. WhatsApp, mi crea WhatsApp Business, imposto i messaggi automatici di risposta quando sono chiuso o quando voglio dare risposte automatiche, eccetera, eccetera. Questi sono dei canali, diciamo, molto semplici per cercare di entrare in contatto con il cliente,
portarlo in negozio, fargli ordinare online o cose di questo tipo. Apro una parentesi, si sta assottigliando sempre di più la differenza, anzi ormai è inesistente, tra online e offline. Ormai non esiste più vendo online e vendo offline, ok? Perché è tutto un incastrarsi di cose. C'è chi mi conosce su Google e viene in negozio, c'è chi viene in negozio e vede il sito e ordina online, c'è chi mi chiama al telefono, poi gli dico di fare l'ordine online e se lo aspetterà a casa, ok? Quindi è tutto un'unione delle cose che ha più senso come parlare di distinzione tra queste cose. C'è un trend che vedevo recentemente in America, negli ultimi mesi dicevano che a favore delle attività locali c'è questa cosa, sempre più persone fanno acquisti online e poi vanno a ritirarli direttamente in negozio, non se li fanno spedire a casa ma vanno in negozio. Adesso non so per quale pensiero mentale o cose di questo tipo, che a me fa sicuramente piacere, forse è per dire comunque anche ai clienti probabilmente piace mantenere un rapporto umano con le persone, no? Non siamo mai tutti dei robot che acquistano dal divano e vedono solo che il corriere, quindi probabilmente alle persone piace fare l'acquisto online, quindi comprare la torta online e poi vado a ritirarla in negozio. Perché? Perché è comodo alla fine, no? È una cosa che mi limita tutte le varie frizioni che dicevo prima. Quindi appunto questi sono gli strumenti di base. Per vendere online poi si possono fare degli step ulteriori, fare degli scalini ulteriori, no? La cosa in più che si può fare è iniziare a usare, qua però andiamo sui prodotti, poi vado anche sui servizi, su chi fa servizi, quindi parrucchiere, estetiste, ristorazione anche ad esempio. Adesso andiamo sui prodotti, su chi vende prodotti online. Il next step, quindi il passo successivo, può essere quello di sfruttare i canali, le piattaforme online, come può essere il maledetto Amazon, che è tanto odiato dalle attività locali, ma come scriveva Martina nella presentazione della serata, Amazon può diventare anche un alleato, no? Perché Amazon cos'è? È una piattaforma, è un marketplace che permette anche di vendere, permette alle attività, alle aziende di vendere all'interno di questa piattaforma. Amazon appunto ha prodotti di proprietà che vende direttamente, ma per me, dato che ha un circolo di clienti all'interno della piattaforma talmente grande che avrebbe poco senso mettere a disposizione solo i loro prodotti, hanno deciso anche di vendere i prodotti di altre aziende. Quindi io che sono un'azienda che vende vino, torniamo sull'enoteca, posso dire ok, invece di aprirmi il mio sito internet e spendere 10.000 euro di e-commerce, dove devo portare anche i clienti, ricordiamoci sempre questo, che avere il sito e-commerce non vuol dire una mazza se poi non ci butto dentro i clienti, posso dire ok, il prossimo step può essere quello di aprire il mio store, il mio negozio su Amazon. Io per esempio ho un e-commerce di illuminazione in stile rustico, in stile antico diciamo, e ho il mio negozio su Amazon. L'ho aperto in Italia, l'ho aperto anche in Europa, perché è abbastanza facile cercare di aprire lo store anche a altri paesi europei. E la cosa è relativamente facile, nel senso che voi avete, vi faccio ancora lo schermo. Allora, qua vedete un po' di casino perché appunto stiamo cambiando un po' le cose. Voi avete una dashboard dove caricare tutti i vostri prodotti, quindi se siete l'enoteca, siete commercializzate vini ad esempio, potete inserire tutti i vari vostri prodotti, inserire la descrizione, il titolo, la quantità disponibile, il prezzo, eccetera, eccetera. Cosa succede? Qual è il vantaggio di essere all'interno di Amazon? Che Amazon ha i clienti, quindi ci sono milioni di persone che ogni giorno vanno all'interno di questa piattaforma.
Qual è lo svantaggio? Che i clienti sono di Amazon. Quindi se un cliente acquista la bottiglia di vino all'interno di Amazon, il viaggio che fa il cliente è: ok, io sto comprando un vino su Amazon, non sto comprando un vino da Ciccio Pasticcio che ha l'enoteca a Vicenza, ok? Voi dovete essere bravi a sfruttare Amazon come canale di acquisizione del cliente e poi cercare quel cliente di portarvelo in casa. Cos'è che faccio io, ad esempio, quando un cliente compra un lampadario sul nostro store Amazon? Quando lo spedisco ci metto dentro all'interno un volantino, una lettera di presentazione e gli faccio vedere che, caro cliente, questo non è venduto da Amazon, ma è venduto da illuminazionedepoca.it. Noi siamo un'azienda che commercializza illuminazioni in stile d'epoca, bla bla bla, e ci faccio una bella presentazione. E poi gli dico: caro cliente, la prossima volta che acquisti, compra nel mio negozio, nel mio store www.illuminazione bla bla bla, perché così avrai uno sconto del 10%. Perché i prezzi sul nostro store sono, cioè i prezzi su Amazon io li ho messi il 15% più alti rispetto al nostro store. Perché l'altro aspetto, tra virgolette, negativo, anzi senza tra virgolette, è che Amazon chiaramente si ciuccia una bella percentuale, una bella commissione sulle vendite che vengono fatte. Dipende dalla categoria, ma si va mi sembra dal 5% fino al 18-20%. Ok, quindi sono commissioni abbastanza importanti, quindi dovete avere anche magari dei margini buoni. Quindi quello che io Amazon lo utilizzo per attirare, per far entrare nel mio database nuovi clienti che magari non mi avrebbero conosciuto, ok? Fanno il primo acquisto e poi cerco quel cliente di portarmelo in casa in qualche modo, offrendogli un bonus, uno sconto o cose di questo tipo. Ok, vendere appunto su Amazon, cioè creare lo store su Amazon è abbastanza facile, basta che cerchiate su Google aprire negozio su Amazon, qualcosa di questo tipo, insomma, e trovate la procedura. È relativamente facile, perché l'ho fatto recentemente per un altro progetto, è questo, che è il calendario social, questo qua che non vi ho detto prima, che l'abbiamo sviluppato nel nostro gruppo Facebook. Abbiamo iniziato a venderlo su Amazon, questo. Non è facilissimo perché ti chiede alcune cose che sono un po' una rottura di maroni, tipo di registrare il brand all'interno di Amazon, di creare dei codici. Dovrebbe avere i codici EAN, che sono, adesso andiamo un po' sul tecnico, però i vostri prodotti dovrebbero avere dei codici identificativi europei, oppure dovete farvi dare un'esenzione. Insomma, non è proprio banalissimo, però insomma, perdendoci un po' di tempo è una cosa che si può fare. Quindi ecco, il vantaggio, riassumendo, il vantaggio di essere su Amazon è di avere una platea di clienti già all'interno, quindi è molto più probabile, anzi è sicuramente più probabile che un cliente acquisti il mio prodotto su Amazon piuttosto che sul mio e-commerce se non ci mando nessuno dentro. Sull'altro pago chiaramente anche una commissione per esserci. Sull'altro lato la cosa negativa è che i clienti sono di Amazon. Se non sono bravo a portarmi a casa, rischio che quel cliente io poi non lo veda più e non faccia conoscere quindi la mia azienda. Su Amazon ci sono dubbi, perplessità, oppure posso andare avanti? Ok, lo prendo come un vado avanti. Non li abbiamo ancora convinti dell'utilità di Amazon. Come, scusa Martina? Che non li abbiamo ancora convinti dell'utilità di Amazon, secondo me. Sì, dipende anche dalle attività che ci sono, però Sì. Perché sai, negozi di abbigliamento, pasticceria, fiorista, magari quelli che sono connessi adesso non sono tanto interessati a vendere su Amazon, però magari chi la riguarderà in replica magari potrà avere degli spunti, no?
Li abbiamo persi, Martina, secondo te? No, no, ci sono, ogni tanto vedo che stanno prendendo appunti. Anche Monica? Siamo, no, già dico, si fa un po' fatica a seguire tutto quanto, che arriviamo su Amazon ci vuole ancora un po'. Sì, io intanto, cioè, è chiaro che questa cosa non interesserà a tutti, però è anche per darvi un'idea di quali sono le opportunità, le possibilità. Magari non lo fate domani, lo fate fra 6 mesi, fra un anno, oppure non lo farete mai, però tenete d'occhio queste cose, tenete d'occhio anche quello che fanno i vostri competitor, no? Perché magari può essere che qualcuno dei vostri competitor, magari la parrucchiera competitor di Monica, apra uno store su Amazon e si metta a vendere i prodotti per colorare i capelli su Amazon, ok? Adesso sparo cose un po' così a caso, però tenete d'occhio quello che fanno anche i vostri concorrenti. Altra cosa, altra piattaforma molto molto interessante, un po' di nicchia, però se avete dei prodotti magari artigianali, purtroppo non parlo di torte perché dato che c'è la pasticceria e fa cose artigianali, ma di prodotti spedibili facilmente all'estero, perché questa è una piattaforma che funziona parecchio in America, si chiama Etsy, non so se qualcuno di voi la conosce, etsy.com. Funzionicchia anche in Italia, c'è qualcuno che la usa anche in Italia, però nel nostro caso noi vendiamo parecchio in America o comunque all'estero, fuori Europa. Anche Martina so che ha aperto un negozio, insomma, per la mamma che tratta negozio, tratta piccoli, com'è che si dice, gli articoli della mamma, che non mi ricordo. Biancheria per la casa. Eccola là, biancheria per la casa. Confermo, però anche su Etsy ci sono tante commissioni. Sì, ci sono su Etsy, siamo sul 15%. Però allora sul discorso commissioni io devo sempre far ragionare le persone, perché ok, 15% è tanto, però dovete iniziare a ragionare sull'ottica di pagare per avere i clienti, di acquistare i vostri clienti, perché io so che se vi chiedo come vi conoscono i vostri clienti, il 97% di voi mi dirà arrivano dal passaparola. Il passaparola va bene, è la cosa che funziona, però è una cosa non controllabile. Cioè, se io vi dico, ok, domani fammi arrivare 10 clienti nel tuo negozio e tu mi dici sì, ma col passaparola come faccio? Ok, perché il limite del passaparola è quello che non è assolutamente controllabile da voi. Quindi dovete entrare nell'ottica di pagare per avere i clienti. La commissione che pagate ad Amazon, che pagate ad Etsy o che pagate a qualsiasi altra piattaforma come Just Eat o altre cose, è il compenso per farvi arrivare un cliente. Voi potete scegliere, per esempio, di pagare queste commissioni o potete scegliere di fare pubblicità su Facebook, su Google o qualsiasi altro modo, e sono sempre commissioni. Dovete entrare nell'ottica di idee, di pensare che per ogni vendita che fate un tot dovete destinarlo per acquisire il cliente. Poi però c'è, Paolo, c'è il concetto anche di lifetime value, quindi una volta che tu acquisisci il cliente, se sei bravo te lo mantieni per un lungo periodo di tempo. Esattamente, cioè voi potete ragionare su appunto lifetime value, che dice Martina, significa valore del cliente nel suo arco temporale di rapporto che avrà con voi. Quindi nel caso io mi riferisco sempre a Monica perché vedo solo lei e Mattia. Mattia purtroppo non so cosa fai, che attività hai. È parrucchiere anche lui. Anche tu parrucchiere, ok. Va benissimo per voi due. Il parrucchiere, il cliente che arriva da voi la prima volta, che spende 30 euro per il taglio, 25, ok? Non li spende magari solo una volta 25 euro, li spende oggi 25, fra 3 mesi altri 25, fra 4 mesi altri 25, per magari 2 anni. Quindi se moltiplico 25 per 8 volte in 2 anni, ottengo il lifetime value, quindi il valore che ha il cliente nella sua vita con voi, nel rapporto con voi.
Quindi quello che dovreste ragionare, su cui dovreste ragionare è, ok, questo cliente che quindi mi porta 25 per 8 fa 200 euro, io di questi 200 euro potrei destinarne 50, investo su campagne su Facebook, investo 1000 euro all'anno, che sono pochi ma vabbè, 1000 euro all'anno su Facebook. A fine anno faccio i miei conteggi, vedo che ho speso 1000, mi sono entrati 10 clienti che spenderanno, che ne so, 200 euro a testa nell'arco di 3 anni, perché so che la vita media del mio cliente dura 3 anni nel mio rapporto con me, e quindi so che ho speso 1000, però mi è entrato 10.000, ok? Bisogna iniziare, per chi magari non è abituato a fare questi ragionamenti, bisogna iniziare a ragionare su quest'ottica, non solo sul passaparola, quindi sperare che i miei clienti parlino bene di me o che mi passi davanti al negozio ed entri e diventi cliente, e quindi dire io non spendo niente per avere clienti. Quindi questo è il discorso anche relativo alle commissioni Amazon, le commissioni Etsy, eccetera, eccetera. Quindi ecco, tornando a questa piattaforma, a Etsy, questa è una specie di Amazon, quindi anche qui è un marketplace dove ci sono i venditori che vendono i prodotti e i clienti che li acquistano, quindi loro fanno da connettore. In questo caso Etsy non vende direttamente i prodotti, ma fa da connettore, mette, diciamo, è una specie di piazza online dove si incontrano compratori e venditori. È abbastanza di nicchia, è specifico per prodotti artigianali, fatti, diciamo, magari prodotti di qualità di un certo tipo. Noi qui adesso ho messo ancora pochi prodotti, però ho messo questi prodotti molto che vi posso assicurare che fuori Italia perdono la testa per questo tipo di prodotti qua, e li pagano anche un occhio della testa. Sono prodotti artigianali appunto fatti in Italia, quindi anche per esempio Martina, loro vendono la biancheria, quindi cose magari anche fatte con cura, sono prodotti artigianali o cose di questo tipo. Se vendete tramite questa piattaforma o in generale se proponete i vostri prodotti online, la prima cosa che vi consiglio di fare è quella di fare delle foto fatte bene. Le foto sono il primo elemento che il cliente vede dei vostri prodotti. Se fate delle foto fatte col cellulare o fatte con la macchina fotografica, ma fatte da voi, rischiate di fare delle brutte foto, che è quello che avevo fatto anche io con questi prodotti qua. Poi ho fatto fare un servizio fotografico e vi posso assicurare che le cose sono cambiate tantissimo, perché dopo aver fatto il servizio fotografico ho semplicemente raddoppiato i prezzi e sto vendendo molto più di prima. Altra cosa importantissima, abbiamo aggiunto anche i video, è una cosa molto importante anche questi, i video, quindi cercate di far vedere più possibile i vostri prodotti, curate molto il copy, quindi quello che viene scritto, quello che scrivete, la descrizione del vostro prodotto, della vostra attività, fatelo fare magari da qualcuno che sa scrivere, se non siete molto pratici, perché è molto importante, fa un'enorme differenza un testo scritto normalmente da un testo scritto in modo che converta, diciamo, che spinga i clienti a convertire, a acquistare. Cercate di compilare il più possibile tutti i campi che vi vengono chiesti. Sì, ci vorrà un po' di tempo, però anche la piattaforma stessa vi dà più visibilità se compilate tutti i campi. La spedizione, poi andiamo a parlare anche un po' di logistica, anche se è un po' tardi, però vabbè, cercate di non addormentarvi. Quello che vi consiglio di fare è di mettere la spedizione gratuita. Se riuscite, mettete la spedizione gratuita. Io l'ho messa anche per i prodotti che vanno all'estero. Qui la spedizione mi costa 70, 80, 100, 120 euro, ok? Chiaramente l'ho aggiunta in alcuni casi mi costa anche 15, quando va magari in Europa, però io ho cercato di assorbirla nel costo del prodotto.
So che qualcuno mi dirà, sì, ma cazzo, se spendo 100 euro per spedizione sono 100 euro che perdo. Ok, ma sono magari 400 euro che il cliente non avrebbe speso se fosse stata la spedizione a parte, ok? Perché la spedizione è sempre un tema delicato, per il cliente vedere la spedizione gratuita è come è una lampadina che si accende, è un pensiero in meno, no? Perché poi su alcuni e-commerce è chiaro, su altri no, quindi se voi gli mettete subito la spedizione gratis, lui dice ok, non ho altri costi da considerare, quindi vado via più liscio. Questo vi consiglio di farlo anche per esempio se fate asporto, no? O cose di questo tipo, piuttosto di mettere quei 2-3 euro del Zarola di spedizione, aumentate di 50 centesimi i prodotti, ma metteteci la spedizione gratuita. Io ho una cosa che vi consiglio di fare, poi va fatto il conteggio dei costi o cose di questo tipo, ma è una cosa che attira parecchio i clienti. Ok, questo è Etsy, anche qui appunto, che ora è? No, devo andare via un po' più veloce. Vi è abbastanza chiaro come funziona questa piattaforma? Ci sono cose che volete chiarire? Altrimenti vado avanti su altro, anche sui servizi, poi sulle prenotazioni online magari. Vai avanti, anche perché non so quante persone interessi Etsy qua presenti, Ok. quindi vai pure avanti. Per quel che riguarda, faccio un breve cenno sulla logistica, quindi poi aperto l'e-commerce, chi si occuperà poi di imballare, spedire le cose. Voi potete anche utilizzare dei servizi esterni, adesso vado un po' veloce perché magari quelli che partecipano adesso non sono tanto interessati, però insomma lo dico per chi lo riguarderà. Potete utilizzare servizi esterni di logistica a cui voi spedite direttamente tutti i prodotti e poi loro si occupano di spedirli, di imballarli e spedirli direttamente ai clienti. Ecco, poi l'ultimo step, non è l'ultimo, insomma, quello un po' più evoluto, fate le piattaforme, quindi mi sono fatto un negozio su Amazon, su Etsy, vedo che la cosa funziona, vedo che vendo e la cosa sta funzionando, posso dire ok, posso finalmente aprirmi il mio e-commerce personale, privato, proprietario, anzi, chiamiamolo proprietario. Ho il mio bel dominio www.cicciopasticcio.it e lì ci metto il mio bel e-commerce con i prodotti caricati, eccetera, eccetera. Questo io lo considero forse l'ultimo step perché appunto è quello un po' più dispendioso in termini di energie e di risorse, però può essere una cosa da fare se vedete che le vendite ci sono, anche perché poi potete integrare tutta la faccenda, potete integrare il vostro sito e-commerce con Amazon, con Etsy, con eBay o tutte queste piattaforme qua. Potete iniziare a automatizzare la fatturazione, potete collegarci a fatture in cloud, ad esempio, non so se lo conoscete, ma insomma è un software per la fatturazione. Potete iniziare a ragionare su cose un po' più strutturate e dove appunto potete automatizzare e avete anche meno bisogno di persone che seguono le cose. Vado adesso sui servizi, quindi su chi fa, sui parrucchieri, sui ristoranti, ad esempio, anche se adesso li definisco servizi perché non sono prodotti da spedire, ecco, per quello. Quello che vi posso consigliare è quello appunto di iniziare. Non so quanti di voi adesso, dato che appunto ci sono qualche parrucchiere, chi di voi utilizza le prenotazioni online? Monica, tu hai detto che mi sembra aver capito di no. No, diciamo a volte mi scrivono su Messenger, mi capita, Ok. Facebook, ecco. Mattia? No, io no, non utilizzo. C'era in programma di, qualora fosse creato un sito, di inserire questo discorso di prenotazioni online. Hai richieste da parte dei clienti da questo tipo? Vedi interesse da parte dei clienti? Da parte... Al momento no, perché comunque è una clientela abbastanza over. Ok. Over. Sì, non è la teenager. Sì? Ok. Ecco, quindi comunque c'è un'ambizione
di comunque prendere sulla nuova generazione, e sicuramente le nuove generazioni sono smart, ecco. Ok. E Per questo bisogna adattarsi a queste cose qui. c'è una ragazza che ha un'attività super particolare, Paolo, che è un'attività di car detailing. Ok. E secondo me per lei potrebbe essere super interessante poter prendere appuntamento online. Tra l'altro ha un sito anche fatto abbastanza bene, quindi non so, Ilaria, se tu hai già la possibilità di prenotare. Nel mio caso, prenotare ci avevo pensato, ma non saprei come strutturarlo, perché comunque le persone sono ancora un po' all'oscuro di questa attività. Possono prenotare online una consulenza, cioè venire da me o io vado da loro per vedere l'auto, però dopo c'è il rischio che non capiscono cosa faccio o si aspettavano dell'altro. La tua attività, Ilaria, spiegami un attimo. Allora, io eseguo ripristino conservativo di auto e moto. Può essere auto d'epoca, possono essere auto moderne. Cioè io vado a lavorare su quello che esiste già sulle macchine, quindi effettuo lucidature affinché io riesco a ripristinare l'originalità, la bellezza dell'auto senza andare a riverniciarla, senza andare a fare interventi pesanti e molto costosi. Ok. Adesso come gestisci la cosa con i tuoi clienti? Tu vai su appuntamento, quindi, o capitano lì in qualsiasi ora? No, allora io mi gestisco su appuntamento. E chiaramente ho strutturato il sito affinché passino direttamente con il contatto forma mail oppure WhatsApp. Ok. Idem anche per quanto riguarda le pagine Facebook, però a me quello che preme è che capiscono cosa faccio, perché mi confondono come una carrozzeria, che non è carrozzeria. Ok, sì, diciamo che lì bisogna fare un passo più indietro rispetto agli appuntamenti, bisogna lavorare sulla comunicazione magari, quindi far capire già all'inizio al cliente qual è la tua attività, però anche su quello si può lavorare. Mi è venuto in mente per la gestione degli appuntamenti, che può andare bene per te o anche per altri. Ci sono dei tool, dei software, degli strumenti online tipo Calendly, non so se chi di voi l'abbia già sentito. Adesso non so se sia tradotto anche in italiano, ma mi sembra di sì. Io dovrei avere anche un accesso qua, se non ricordo male. Vi faccio vedere al volo come funziona, perché questo è molto comodo. Voi potete creare il vostro calendario, eccolo qua. Allora, questo l'avevo creato per Torniamo Presto. Potete mandare i clienti, ad esempio tramite WhatsApp, avete un link personale, questo qua sopra che vedete. Qui questo lo avevo creato perché davo una video call gratuita di 20 minuti durante il lockdown per insomma dare una mano, dare qualche consiglio alle attività, e senza stare lì ogni attività a concordare un giorno, un orario in cui erano disponibili. Gli dicevo: ascolta, vai qua, questo è il mio calendario online condiviso, lo si può integrare anche con Google Calendar se qualcuno lo utilizza, o con quello del Mac o qualsiasi roba. Tu che sei mio cliente, ad esempio, a me, sono cliente, mi va bene venire lunedì alle 14, vedo quali sono gli slot temporali disponibili, perché io posso dire no dalle 18 in poi, oppure dalle 10, oppure alle 11 sono in impegno, quindi quello me lo esclude in automatico. Quindi io cliente scelgo lunedì alle 16, conferma, qui scrivo nome, cognome, email, numero di telefono e programmo. Quindi questa cosa può andare benissimo per una fase iniziale, sempre nell'ottica di fare le cose più semplici possibili, anche per Mattia, per esempio, se tu hai a che fare magari con gente non proprio smanettona, questo è relativamente facile. Se magari ti scrivono su WhatsApp, a me capita ad esempio con la mia parrucchiera che gli scrivo su WhatsApp e ogni volta è sempre un miliardo di scambi di messaggi. Quando posso venire a tirarmi i capelli,
Allora mi fa, dimmi tu una data, guarda, allora, posso venire venerdì alle 3 oppure sabato alle 8? No, sabato non posso perché ho questo. E allora è tutto uno scambio. Se lei si facesse una roba di sto tipo, io vado, vedo qual è il suo calendario, scelgo l'orario e prenoto, no? È molto molto più semplice e perdiamo meno tempo in due. Quindi questo potrebbe essere un servizio che potete usare. Questo è gratuito. Ha delle limitazioni ovviamente nella versione gratuita, però va benissimo anche così. Con quella a pagamento potete mettere degli automatismi, mandare delle email automatiche, potete fare un sacco di cose divertenti, però già con la versione gratuita va più che bene. Ma scusa Paolo, e questo programmino qua lo puoi scaricare anche sul telefono? Certo, sì, ha l'app, ha una sua app e quindi te lo puoi gestire anche dal telefono. Chiaro che va bene per alcune attività, per altre no, nel senso il parrucchiere, se una deve fare un taglio da 3 ore, è chiaro che qua la cosa diventa un lavoro da 3 ore, la cosa diventa un po' complicata, no? Però per alcune tipologie di servizio, di attività, è anche questa una cosa che ti libera magari del tempo, no? Per il cliente che sai già che ci vuole mezz'ora, gli dici ascolta, vai lì che così facciamo prima. Se è la donna che ci mette 3 ore, allora magari in quel caso te la gestisci direttamente. Sì. Però se sai che ad esempio su WhatsApp, se io ho la lista broadcast già selezionata per i maschi penso che il 99% delle volte ci vuole 20 minuti, so già qual è il tempo, gli dico maschi andate qua, questo è il link, non rompetemi le palle con messaggi per prenotare, andate lì, prenotate direttamente, voi non perdete tempo, non lo perdo neanche io e la cosa è facile, no? Questo si può integrare anche con altri software, con altre automazioni e cose di questo tipo. Ma banalmente potrebbe essere anche adatto per delle situazioni, non so, dei giorni speciali perché volete fare una promozione, consulenza gratuita per capire la tua tipologia di capello e utilizzate questa promozione per acquisire nuovi clienti e potete utilizzare per quei giorni uno strumento di questo tipo, così voi non dovete perdere tempo a organizzare gli appuntamenti. Sapete che ogni mezz'ora avete una possibile nuova cliente che entra dalla porta. Oppure anche Nadia, ho visto che ha attivato un servizio di consulenza per lo stile, quindi del negozio d'abbigliamento, e potrebbe essere utile dare la possibilità alle clienti di scegliere lo slot orario che preferiscono, ad esempio. Quello di interesse è che magari se mi dicono un'ora che vengano, che mi posso anche dedicare, diciamo, a fare qualche outfit così. Quello era proprio, diciamo, l'utilità del servizio. Sarebbe interessante anche il discorso dell'appuntamento. Ecco. Sì. Ok, ecco, questa era un'idea, oppure che chiaramente questo è un software che magari va bene per attività che non hanno tanti tipi di servizi, oppure per, come diceva Martina, determinati per giorni speciali, magari appunto ci sono i saldi, come dicevo prima, voglio aprire il primo giorno solo ai clienti VIP, gli mando via WhatsApp il link a questo mio calendario condiviso in modo che io abbia un cliente ogni mezz'ora, ad esempio, no? Un'idea così. Se faccio questa cosa è semplicissimo perché loro in automatico si prendono la mezz'ora libera e io ho tutto già pianificato e ottimizzato, no? Quindi è semplicissimo. Chiaro che se poi sono un ristorante questa cosa non va bene perché ho i tavoli, ho 1000 opzioni. Se sono appunto il parrucchiere magari per alcune cose può andare bene, per altre no. Si può andare poi su software più specifici, quindi ci sono i software per i parrucchieri, software per i ristoranti o cose di questo tipo. In generale quello che posso consigliarvi è, se gestite ancora gli appuntamenti a manella col libro, con l'agenda cartacea, iniziate già a ragionare nell'ottica di avere un vostro gestionale. Il gestionale è fondamentale perché il problema della carta, oltre a tutto il tempo che perdete, è anche quello che in quella carta voi lasciate
lasciate del valore, un estremo valore, che sono i dati dei vostri clienti. Il nome, cognome, il numero di telefono, l'email, quante volte vengono, quanto hanno speso, con che frequenza. Sono tutti dati importantissimi per le vostre attività. E una cosa, per esempio, che sta accadendo nella ristorazione, o anzi che è accaduto, che è successa nel mondo alberghiero, è che arrivano le grosse piattaforme e si mangiano tutto questo bel valore. Conoscerete benissimo Booking.com. Se chiedete a un albergatore cosa ne pensa di Booking, vi risponderà con delle parole magari probabilmente non molto cortesi, perché Booking cosa fa? Come Amazon, come alcune piattaforme, giustamente insomma, non sono aziende, quindi devono far fatturato, si portano a casa il 20%, il 18%, quello che è, sulle prenotazioni. E questo sta avvenendo in tantissimi settori. Sta avvenendo nella ristorazione, dove ci sono appunto le piattaforme che iniziano a mettersi di mezzo tra il ristorante e il cliente. Quindi, come vi avevo mostrato prima, io qua adesso qua non c'è niente di attivo, però cerco ristorante e il cliente passa attraverso una piattaforma che si mangia praticamente il cliente, ok? Il cliente prenota attraverso questa piattaforma e la piattaforma si ciuccia tutti questi bei dati. E anche voi dovete entrare nell'ottica di ottenere i dati dei vostri clienti, di crearvi un database dei vostri clienti, di iniziare a usare piattaforme di gestione dei clienti. WhatsApp va benissimo salvarsi i contatti, la lista dei numeri di telefono, però bisogna iniziare a ragionare su uno step successivo. Io vi consiglio assolutamente di usare dei gestionali, dei software di gestione dei dati dei clienti, delle prenotazioni, di quello che è. Iniziate già da subito, anche se sono magari clienti attempati o quello che è, ma iniziate già a fare questa cosa, perché è fondamentale anche a voi per avere dati, per analizzare bene come sta andando la vostra attività, per capire su quali aree potete concentrarvi, per far tornare più spesso i clienti e per fare poi appunto tenere il contatto, fidelizzarli, mandargli le promozioni e fare quello che queste piattaforme americane, internazionali che stanno arrivando fanno al posto vostro, ok? Quindi, ad esempio, tornando al discorso parrucchieri, io avevo fatto prima una ricerca per parrucchiere a Vicenza, ne avevo visto uno, però fosse questo. Vedete, c'è già qualcuno che inizia, vedete qui questo bel appuntamenti online, no? che si vede qua. Io appunto sarò di parte, ma io adoro fare tutte le prenotazioni online, le adoro perché odio chiamare, stare al telefono, a me piacciono le robe veloci, quindi se vedo appuntamenti online io ci clicco a prescindere perché è molto più semplice. In questo caso questo GB Parrucchieri, che spero non sia un competitor di nessuno, hanno messo c'è questa versione, c'è questo possibilità di prenotare l'appuntamento online, però non mi piace per niente, perché allora io se clicco qui mi manda in questa roba qua che non so cosa sia, probabilmente è un qualche software che loro hanno scaricato, un software esterno, qualche agenzia che ha sviluppato sta roba, e per prenotare mi chiede di fare accedi con Facebook, crea account o roba di questo tipo. Io penso che il 99% della gente che veda sta roba clicchi la freccetta indietro e dica vabbè, lascio perdere. O vado da un altro, oppure a sto punto chiamo al telefono se proprio sono un affezionato. Però questo non è un modo intelligente di gestire le prenotazioni online. Apro una parentesi, perché voi magari il dubbio che avete è ma sì, ma io ho i clienti fissi, non è che il mio cliente fisso va a cercare su Google. Occhio a fare sto ragionamento qua, perché comunque ci sono sempre potenziali clienti che magari hanno sentito parlare di voi, vanno su Google e
vi cercano e se c'è la comodità prenotano da voi, altrimenti vanno da un altro. Le persone fanno presto a saltare da uno all'altro, quindi non date per scontato che il cliente venga sempre da voi perché è affezionato. Parlo per i parrucchieri, ma anche per 1000 altre tipologie di attività. Avevo fatto invece una ricerca per Milano, che vabbè, là chiaramente sono sempre un po' più avanti. Vedete ad esempio, questi sono annunci, quindi questi sono parrucchieri che pagano, hanno acquistato la parola chiave, adesso la dico un po' volgarmente, in modo un po' semplificato, però hanno acquistato la parola chiave parrucchiera Milano e vedete che dove c'è scritto annuncio vuol dire che hanno pagato per essere in queste posizioni. Ogni volta che qualcuno clicca pagano un 10, 20, 30 centesimi, quello che è. Qui nelle piccole città questa cosa si vede poco, però inizia già a esserci anche in Italia questa cosa. Avevo visto chi era, Extra Parrucchieri, vediamo se lo trovo qua. Sì, è giù, sì. L'hai visto? Sì. Extra, eccolo qua. Vedete che qui c'è agenda. Quindi io se clicco qua e apro la scheda Google My Business, adesso la state vedendo da desktop, quindi da PC, e fa un po' schifo. Però se io la cerco da mobile, è la prima cosa che vedo. Quindi vado su Google, cerco Extra Parrucchieri, che magari è quello che fanno anche i vostri clienti. Extra Parrucchieri, aspetta che metto Milano. Vedete che la prima cosa che vedo senza neanche scrollare la pagina è questo bel prenota online. Vedete questo bottone qua, prenota online. Questo non si vede nell'esempio di prima, del parrucchiere di prima che avevamo mostrato. Perché? Questo bel bottoncino qua si vede perché loro usano un servizio, un software che è partner di Google. E questa è una cosa che vi consiglio di fare. Io sconsiglio di rivolgervi alle aziendine, alle software house. Cioè parlo purtroppo, mi spiace non dare corda alle piccole attività locali, in questo caso di agenzie di sviluppo software locali. Ma io vi consiglio di rivolgervi a software grandi, di attività grandi, aziende enormi, anche internazionali. Perché? Perché spesso, allora intanto non sono aziendine che rischiano di saltare fra 6 mesi perché non riescono a pagare i dipendenti, quindi se salta la software house a cui vi siete rivolti, cosa succede? E non avete più aggiornamenti software, vi va tutto a ramengo. Se vi rivolgete ad aziende grosse internazionali è molto improbabile, molto meno probabile che queste falliscano e voi vi trovate col software da cambiare da zero, perché una volta che scegliete il software poi passare da uno all'altro è un delirio, è veramente un delirio, è come cambiare negozio, è come fare un trasloco di negozio, no? Per parlare su cose magari che conoscete più direttamente. Quindi se scegliete un software, sceglietelo, studiatelo bene prima, non state lì a guardare il prezzo di risparmiare i 10 euro, i 20 euro al mese, ma piuttosto spendete 100 euro al mese, 50, quello che è, fate un investimento, ma fatelo, dovete pensare che è come scegliere un negozio lungo Corso Palladio o un negozio in mezzo alle brecche della campagna, no? Come paragone, quindi cercate di non guardare solo il prezzo, ma guardate anche all'investimento che state facendo in termini di risparmio di tempo, di energie, eccetera. Perché poi i software grossi si interfacciano anche con altri software che poi adesso non vi interessano, però una volta che voi avete in database 1000, 2000, 3000, 10.000 persone, magari dite, ma sai che quasi quasi questo mio software, questo gestionale, mi interesserebbe unirlo, interfacciarlo a un software che mi gestisca le email, perché io voglio fare in modo che una volta che il cliente è andato via dal mio negozio gli arrivi un'email con una richiesta di recensione. Questo non è fantascienza, è abbastanza semplice da fare, è che nessuno purtroppo lo fa. È una cosa per me è talmente banale pensare di fare una cosa di questo tipo. Io se avessi un'attività locale, la prima cosa che faccio, prima di pensare alla vetrina
di pensare a dove aprire il negozio, penso a quale software usare per ottenere più dati possibili dai clienti e comunicare più possibile con i clienti. Quindi io potrei appunto interfacciare il mio software con ad esempio col mio e-commerce, perché oltre agli appuntamenti per tagliare i capelli voglio che gli arrivi un WhatsApp dove gli dici: ma sai che dato che ti sei fatta il colore, fra 6 mesi gli mando un messaggio automatico che gli ricorda che deve rinnovare il colore. Adesso sparo cose a caso. Oppure perché non gli mando un messaggio fra 2 giorni, gli dico: ma dato che hai comprato questo prodotto, sai che quel prodotto si abbina benissimo anche con questo? E tutte queste robe potete farle in automatico. E dovete pensare che ragionandosi grandi numeri, perché voi avete anche grandi numeri, un parrucchiere, io non so adesso in database quanti clienti avete, ma magari avete 2, 3, 400, anche 1000 numeri di clienti, no, raccolti nel corso degli anni in database. Se voi pensate a quanto usando delle automazioni come delle email automatiche, gli SMS, perché anche quelli non sono morti, WhatsApp automatici, pensate di applicarlo in modo automatico su 1000 clienti, su 2000 clienti, quanto possono aumentare le vendite, quanto i clienti possono tornare di più da voi o cose di questo tipo, ok? Sono cose che adesso magari non fate perché non avete tempo, ma se usate un buon software, un buon gestionale, potete farlo fare alle automazioni, agli automatismi. Qua c'è un libro, ad esempio, che io sto leggendo. Io, come avrete capito, amo le automatizzazioni, le automazioni. È un libro che sto leggendo dove si spiega come automatizzare il marketing, le vendite e il post vendita. Queste cose non sono robe che fanno solo le aziende grosse, non lo fa solo Amazon, non lo fa solo la Apple, la Nike, cose di questo tipo, ma possono farlo benissimo anche le attività locali. E io sono un grande fan delle automazioni. Quindi ecco, vi consiglio di iniziare già adesso ad utilizzare dei software. Non considerateli come una cosa in più, ma considerateli come un investimento che state facendo nella vostra attività. Cercate di tenere una scheda per ogni cliente, magari segnatevi con le prenotazioni online, ad esempio, potete segnare ogni volta che il cliente torna, quindi potete fare dei calcoli, dei conteggi, ogni quanto viene questo cliente. C'è un modo per farlo tornare più spesso? Posso vendergli di più? La prossima volta posso vendergli altri prodotti perché ne ha acquistati altri? Quindi sembrano forse cose complicate, magari per me sono abbastanza normali perché le vedo ogni giorno. Adesso magari alcuni di voi non sono molto pratici con software o automazioni e cose di questo tipo, sembrano robe complicate, ma sono cose che poi possono entrare nella quotidianità, è solo questione di abitudine. E Paolo mi dà il gancio perfetto per anticiparvi che alla prossima serata, che sarà a gennaio, parleremo proprio di strumenti pratici che possono aiutarvi, quindi software, comunque altri programmini come quelli che vi ha fatto vedere stasera Paolo del calendario, che possono esservi utili per gestire la vostra attività. Quindi quello di cui parleremo, vabbè, è un software che Monica ha già visto diverse volte perché l'abbiamo già presentato, però ormai è da un anno che lo stiamo testando e ci sono anche dei risultati molto molto interessanti che possiamo condividere. Quindi, quindi non vedo l'ora di raccontarvi questo e tante altre cose, insomma. Che software è, per curiosità, Martina? Sono i ragazzi di Unipiazza questi. Ah, ok. Sì, ad esempio con Unipiazza siamo riusciti a capire che una cliente in questi 11 mesi è tornata ben 51 volte, spendendo più di 2.000 euro. Quindi sicuramente una cliente premium, è una VIP, però bisogna trovare un modo per farla tornare meno volte, sempre facendola spendere quei soldi lì, perché se no vive lì praticamente. Va bene, io quello che dovevo dire ve l'ho detto. Se c'è qualcosa che non è chiaro, se avete domande,
ditemi pure, l'orario purtroppo è un po' complicato, però insomma se avete dubbi o c'è qualcosa che non è chiaro, ditemi pure. No, secondo me è chiaro, tutto chiaro per me. Vi sembrano cose complicate? Pensate che siano utili o le vedete troppo lontane dalla vostra attività? Ma utili sono utili, è che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo al mare, perché per voi comunque per voi è facile parlare, per noi invece è un po' più difficile, vuol dire comunque dover comunque procurarsi un computer piuttosto che un tablet da tenere in negozio, ovviamente, che al momento io per esempio non sto adoperando, io sto usando il telefono, faccio tutto da lì. Però se dovessi pensare di automatizzare il tutto, devo comunque prendermi almeno un tablet, giusto, per poter gestire. Ho l'impressione che ci vuole una persona apposta a fare queste cose qua, perché ci vuole molto tempo anche mettersi lì a fare qualcosa, ci vuole veramente tanto tempo. Sì, assolutamente. Diciamo, sono da sola in negozio, faccio un po' fatica. Alle volte c'ho la figlia che magari mi dà una mano, però magari ti entra un cliente, dopo ti metti a fare un'altra cosa No, li devi fare nei giorni liberi che hai, li devi fare di domenica, per me il lunedì, ti devi mettere a fare quelle robe lì quando non hai Di sera. Di sera, esatto. Perché non puoi fare al lavoro quelle robe lì, assolutamente. Ma guardate che noi tutte queste cose le stiamo facendo perché è giusto che voi siate consapevoli di tutte le possibilità che avete a disposizione. Quindi è interessante come proposta, come diciamo, se vogliamo vedere più in là. Sì, assolutamente, ma siamo tutti d'accordo nel dire che bisogna proseguire a piccoli passetti, anche perché voi vi dovete abituare, ma anche i vostri clienti si devono abituare e andare a proseguire a piccoli passi è una cosa che anche io che lavoro nel mondo software consigliamo a clienti che sono aziende. Quindi è tutto normalissimo ed è giusto che sia così. Perché ci sono delle persone dietro che si devono abituare a lavorare e a recepire informazioni in un certo modo. Sì, poi io immagino che sembri una montagna inscalabile, no? Quella che abbiamo visto stasera, perché appunto capisco benissimo che per chi non è addetto ai lavori è come per me imparare a tirare i capelli, per me sembra una roba impossibile, perché per me sembra una magia quando la parrucchiera mi taglia i capelli, no? Anche la vedo una roba complicata, quindi capisco benissimo quello che pensate voi. Ecco, noi vediamo una cosa complicata, quello che fate voi, no? Però è molto complicato. Allora, se io a tagliarmi i capelli decido di tagliarmi da solo, è una roba complicata. Se inizio magari a farmi le basette, è già una roba meno complicata, no? Quindi anche qua sì. È una scala con dei gradini da fare mano a mano. Nessuno pretende che scagliate una parete verticale. Questo, io appunto, come diceva Martina, vi abbiamo mostrato tutte le insomma, le principali possibilità che ci sono, poi ognuno deciderà di fare quello che vuole, per carità. Però è anche, magari l'idea è anche quella di farvi entrare nell'ottica di pensare a quello che può essere il futuro, no? Quindi magari adesso qualcuno di voi non si prende nota dei dati dei clienti, da domani inizia magari a farsi su carta, invece di farci software e robe, inizia a farsi un foglio di carta dove scrive nome, cognome, numero di telefono, email e quando è venuto il cliente. Allora mi segno nome e inizio a prendermi nota di tutti i clienti. Poi un domani, quando ho il papiro bello completato, nessuno toglie che io lo do a uno stagista, ok, che a manella si mette a trasferire questi dati su un Excel. Poi dall'Excel magari fra 6 mesi li trasferisco su un software. Quindi
nessuno pretende che da un giorno all'altro mettiate in piedi software, automazioni su WhatsApp, roba di questo tipo, però magari iniziate a fare già un passo, uno scalino, e iniziate già ad attivare WhatsApp Business per chi non ce l'ha. Già quello è un primo step per andare verso questa digitalizzazione. Magari inizia nei contatti WhatsApp dei propri clienti ad assegnargli l'etichetta: questo è un cliente VIP, questo è un cliente sfigato, questo è un cliente maschio, questo è femmina, e iniziate a lavorare su queste cose piano piano senza dover interrompere per forza il lavoro che state facendo. Poi appunto gradualmente, se vedete che le cose vi danno risultati, starà a voi decidere. Quello che posso anche consigliarvi da quello che ho passato anch'io, perché io fare l'e-commerce dell'illuminazione c'è stato 2 mesi che sono diventato cioè veramente stavo sbarellando, perché è stata un'attività infame. Io ho dovuto inserire con altre persone 700 articoli nell'e-commerce e l'unica cosa che avevo era un codice prodotto e un prezzo, quelli del nostro fornitore. Quindi ho dovuto tutte le foto, le descrizioni, i titoli, creare l'e-commerce. È stato un delirio. Però adesso quel sito lì è lì, continua a fare vendite, ogni giorno fa le sue vendite, e il tempo che ci dedico è abbastanza basso, e sono anni che questo e-commerce sta andando. Io ho fatto un investimento in termini di tempo e di risorse 7-8 anni fa, e poi adesso questo mi sta dando per tanto tempo mi darà dei risultati, no? Quindi anche per voi magari adesso dovete fare un grosso investimento in termini di energie, di risorse così, però poi è una cosa che vi darà risultati nel lungo termine, insomma, no? E anche questa è una cosa da considerare. Certo. Io direi di chiudere qua perché è un po' tardino Non tutti e... cotti. Direi di sì. Direi di sì. Ragazzi, grazie Grazie mille per grazie essere a tutti. resistiti. Grazie a te, E complimenti Grazie. perché questa ora. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie.